Prosecco significa anche un ambiente incomparabile e un territorio ricco di storia. In occasione della 61esima mostra del Valdobbiadene di OCG, che si apre sabato a Col San Martino, il comune di Farra di Soligo e la Proloco organizzano un'escursione alla scoperta di queste splendide colline candidate a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Anche quest'anno abbiamo organizzato come amministrazione comunale un'escursione sulle colline di Col San Martino. Dopo il grande successo dello scorso anno del Sentiero delle Vedette da Col San Martino a Soligo, quest'anno invece abbiamo voluto andare a vedere anche i luoghi della Grande Guerra. Quindi partenza domenica 26 marzo alle ore 8:30 da Piazza Rovere, fronte Mostra del Vino di Col San Martino. Da lì saliremo nella Mugliana a vedere le trincee, visto che in questi anni c'è anche la ricorrenza del centenario della Grande Guerra. Poi scenderemo per la valle del Rumit e anche lì ci saranno delle spiegazioni da parte dell'archeologo e storico Fabio Sartori, che ci accompagnerà in questa escursione, per poi arrivare alla chiesa di San Martino e scendere di nuovo e ritrovarsi di nuovo a mezzogiorno di fronte alla mostra del vino. 8 chilometri, 3 ore di escursione, però panorami bellissimi, panorami candidati UNESCO che meritano di essere visti, anche perché, come sapete, il governo ha dato il via alla candidatura, che adesso è al vaglio di Parigi. Nel 2018 dovremmo diventare patrimonio dell'UNESCO, per cui non mi resta che aspettarvi domenica 26 marzo. Per ulteriori informazioni potete andare a vedere nel sito internet del comune o nel sito della Proloco di Col San Martino per potervi iscrivere e per vedere anche quello che sarà poi il percorso. Un grazie particolare anche quest'anno, come ogni anno, alla Proloco di Col San Martino, che insieme all'amministrazione comunale organizza questa escursione, e anche al gruppo Alpini di Col San Martino, che ci accompagnerà con alcune persone lungo questo percorso che quest'anno andremo a fare. Per cui a domenica 26 marzo vi aspetto numerosi.